attenzione da parte di tutti i vescovi della conferenza episcopale del Triveneto che è meravigliosa perché manifestano questa tensione pastorale e tanto affetto per il Papa e tanto stima e attesa per la sua parola, no? Verona è stato un fatto nazionale perché era un incontro che si doveva tenere a livello nazionale. È stato chiesto, non sono stato io a proporre Verona, no? Sì, ho fatto un accenno, quando hanno chiesto se c'erano queste e queste condizioni ho detto di sì e dopo insomma hanno fatto altre domande, così è caduta la scelta su Verona. E pensando a quello lei ha avuto la gentilezza di cominciare da quel momento e ho tanta fiducia in quello che sarà l'esito della presenza del Santo Padre adesso per la zona lì che visiterà lui, questi 2 o 3 appuntamenti che ha pubblici, no? Credo che certamente ci sarà un'accoglienza profonda e anche rimarrà un segno perché si vede proprio l'uomo di Dio, no, nel Santo Padre e la parola sua che non è una parola come tutte le altre che sentiamo anche con tutto rispetto, no, con autorità civili, possiamo dire anche religiosi per altri aspetti, perché la parola che viene dal pastore della Chiesa universale viene da una fede profonda di quest'uomo che manifesta con semplicità la sua totale aderenza a Gesù Cristo e alla storia che Gesù Cristo ha avviato con la sua venuta anche per i nostri popoli, così. Poi la profondità del suo pensiero, no? Lui è tanto modesto così, ma ha sempre manifestato una capacità particolare, credo per la sua intelligenza ovviamente anche, ma per la conoscenza, la cultura, un teologo di razza si direbbe, no? Con tutto rispetto. Per cui quando parla lascia il segno proprio, sono parole non solo ispirate ma anche di una profondità, di una non solo precisione ma anche adattamento alla circostanza, sa cogliere i momenti, gli aspetti, eccetera. Credo che davvero che sarà un grande dono del Signore per le nostre genti. Fa tenerezza vorrei dire quando si presenta così con tanta semplicità, piccolino, no? Con una voce che non è stentorea, però un sorriso così candido che ti fa sentire la presenza del Signore e l'amore che ha per la gente, proprio spontaneo così come gli viene. Per questo immagino che sarà una cosa molto bella e avrà degli effetti non solo spirituali, anche effetti di pacificazione, di richiamo alla responsabilità personali, pensare a questa Chiesa che una volta si estendeva fino alla Francia e aveva assimilato così la parola del Vangelo, poi come ci farà leggere lui questo evento storico passato, questo evento che diventa storico nel presente. Per cui sono molto contento insomma, di poter partecipare, se Dio vuole, e soprattutto per la scelta che il Santo Padre ha fatto, l'accettazione di venire e così.